Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Rubinetti ancora a secco in provincia di Cosenza, cittadini esasperati ed amministratori alla ricerca di soluzioni. Questa mattina c'è stato un tavolo tecnico a Castrolibero fra sindaco, regione Sorical e acque potabili. Vediamo. Apri il rubinetto e l'acqua non scorre, sempre più frequente nelle case di Castrolibero, in particolare ad Andreotta. Intanto in casa restano piatti da lavare, lavatrici da fare e la cucina spenta, la qualità di vita che si abbassa inevitabilmente, aspettando il rumore del liquido nei tubi come se fosse il suono più armonioso di sempre, e non importa se arriva di notte e stravolge il ritmo sonno-veglia. Accade anche a Rende e Cosenza. Per tante famiglie è più di un disagio, è uno stravolgimento di abitudini, una questione di igiene, ci dicono chiamando in redazione. Chiamano noi perché, sottolineano, rispondiamo al telefono, cosa che non è scontata, e raccontano di centralini muti. La portata d'acqua diminuisce, i comuni non sanno come rispondere all'emergenza quotidiana, botta e risposta con acque potabili a suon di ordinanze e la caccia nella rete colabrodo alle perdite per recuperare e non disperdere il prezioso liquido. Stamattina nella sede municipale a Castrolibero un tavolo tecnico per trovare la soluzione al problema. Già lunedì inizieremo a capire dove risiedono le criticità, i problemi, per intervenire nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo e auspichiamo che la Regione Calabria individui presto, anche attraverso la costituente azienda idrica calabrese, delle forme per superare questa crisi che ovviamente non coinvolge solo Castrolibero ma l'intera regione. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.